iniziata l'aria tiepida e dovremo restare nelle case per le antesterie, le feste dei fiori in onore a Dioniso. Non usciremo, non festeggeremo, bensì mangeremo e dormiremo e berremo il dolce vino perché dobbiamo combattere. Le nostre città lontane, ornamento della terra asiatica, hanno portato qui a Gela gente del nostro popolo, un tempo orgoglioso. Queste genti ci hanno donato un male nell'aria, che respiriamo se siamo loro vicini. Il male ci tocca, resta con noi. E da noi passa ai nostri parenti. Il tempo trascorrerà e sarà il nostro alleato. Il tempo ci aiuterà a guardare senza velocità il quotidiano trascorrere del giorno. Siamo forti e abbiamo sconfitto molti popoli e costruito grandi città. Aspettiamo che questo male muoia, restiamo nelle case e tutti insieme vinciamo. È una poesia che ha scritto l'immaginario Eracleonte 233 a.C. Ciao a tutti, io sono Marcello Troisi, sono uno dei tre autori di Palermo Felicissima, è il nostro blog che si occupa di cultura, fotografia, arte relativa alla nostra città. Fra le tante cose è partita quest'idea della poesia di Eracleonte che si è diffusa un po' per tutti i social e ha toccato tutti. La poesia nasce soprattutto come modo di esortazione verso tutti, cioè una poesia di incoraggiamento, non è una poesia di allarme, appunto di allarmismo e di terrorismo, anzi vuole fare tutto il contrario, semmai vorrebbe mettere l'accento sul fatto che bisogna un po' stare attenti alle bufale che girano, però questa è una bufala assolutamente a fin di bene. L'idea della poesia è nata appunto da questo, cioè dal fatto che vedevo in giro tante poesie che venivano messe nei social media, poesie attribuite una volta a un tale scrittore, poi ce n'è stata una delle ultime, una scrittrice irlandese che si diceva fosse una scrittrice dell'Ottocento, invece era una scrittrice contemporanea. La poesia era dedicata ai soldati polacchi, invece si disse che era dedicata appunto allo stare in casa per le malattie, eccetera. E questa idea mi ha fatto venire in mente il fatto che siamo bombardati da informazioni sbagliate, per ora siamo appunto in tema di coronavirus e quello che gira intorno è veramente incredibile. Allora mi sono detto, beh, metto io una poesia in giro che dia però un'idea cioè di pace, di serenità, di tranquillità, cioè che non ispiri sentimenti negativi. E ho cercato questo nome, Eracleonte. Eracleonte me lo sono inventato. L'ho condito un po' con qualche elemento di storia antica di cui sono molto appassionato e quindi ho fatto partire questa bufala. L'ho messa sul nostro blog, Palermo Felicissima per appunto. Qualche iscritto immediatamente l'ha diffusa credendo che fosse vera su Facebook, però io e i miei soci sapevamo che la poesia non era vera e un pochettino pensavamo di così solleticare le fantasie dei nostri iscritti al blog, non pensavamo che si diffondesse in questo modo. Il presidente del Teatro Stabile del Veneto mi ha invitato a collaborare e io ho preparato un canovaccio, dice ma è strano, dice ma come un siciliano scrive un canovaccio per la commedia dell'arte, forse non verrà mai messo in scena, non verrà mai pubblicato, però comunque è una mia passione. Questa mia passione nasce dal fatto che queste maschere della commedia dell'arte sono delle maschere per me importantissime, perché sono alla base di tutto il teatro italiano. Però in Sicilia c'è un parallelismo, anche se la Sicilia non ha una storia culturale e un repertorio teatrale legato alle maschere, però ci sono i pupi. I pupi siciliani sono una caratteristica del teatro siciliano perché ogni pupo, ogni personaggio ha un carattere preciso, quindi è un personaggio a tutti gli effetti, ha un suo repertorio, è impossibile che ad Arlecchino venga reso un ruolo che non è un ruolo che sta nel personaggio. Sebbene tutti i personaggi teatrali siano estremamente versatili, però ognuno ha una sua caratteristica.
E comunque io ho una passione per il teatro veneto, perché prima, quando ero ragazzino, veniva anche trasmesso in onda, faceva parte del palinsesto televisivo. Sono stato alla trasmissione Propaganda Live, mi hanno invitato, c'è stata questa intervista con Zoro, perché a causa della poesia su Eracleonte è successo un po' quello che abbiamo visto in giro. Cioè, questa poesia si è diffusa un po' dappertutto. L'ha letta un'attrice su Facebook, è stata pubblicata su diversi giornali come vera, finché è arrivata al governatore Zaia. Mi piacerebbe venire a trovare tutto lo staff, a venire a Venezia, al teatro Goldoni, e accettare l'invito che mi ha fatto il presidente. Per me sarebbe un'emozione grandissima e chiaramente ci verrei con la mia famiglia, non farei perdere un'occasione del genere. Come altra cosa avevo scritto per la trasmissione Propaganda altre due righe in aggiunta a Eracleonte. Ormai Eracleonte è smascherato, quindi è un personaggio che possiamo prendere anche in giro, povero Eracleonte. Però Eracleonte, ho detto scherzando, è stato scoperto, cioè è stato scoperto nel senso che gli archeologi, ho fatto finta, hanno scoperto un'altra poesia in cui Eracleonte si chiede che cosa accadrà dopo che la pandemia sarà passata, dopo il pericolo sarà passato. E si chiede, dice, ma adesso che faremo? Usciremo di casa? Non usciremo? E quindi scrive queste due strofe. Siamo rimasti nelle case e adesso si alza il vento, mentre pulisce leggero l'aria, portando via il suono della musica ad Apollo e il fumo dei sacrifici a Zeus, resteremo ancora ad aspettare. Gli dei si sono riuniti e decideranno in consiglio se il male è passato. Ci resterà ancora attendere, o potremmo riunirci ai nostri cari e infine godere della promessa vittoria? Finito, questo è quello che diceva Eracleonte, però forse lo pensiamo un po' tutti. Va bene, io non aggiungo altro e vi saluto.